Divorzio e tutela dei legami familiari. Il problema, largamente diffuso oggigiorno, è stato scelto come tema d'attualità, affrontato nel convegno tenutosi nella Sala della Gloria dell'Università Cattolica in via Trieste. L'incontro ha coinvolto psicologi, assistenti sociali, educatori ed operatori socio-educativi impegnati nel settore della tutela minorile. Tra questi, alcuni docenti dell'Università Cattolica, che hanno colto l'occasione per presentare la 10ª edizione del Master in Mediazione Familiare e Comunitaria. C'è una grande difficoltà legata ovviamente all'altissima conflittualità, ma soprattutto alla grande difficoltà in questa fase del passaggio separativo per i genitori di riuscire a distinguere quello che è il piano della loro relazione di coppia, della loro separazione, da quello che è il piano della genitorialità. La forma più tipica di rischio, diciamo, che si manifesta in questi casi è assimilabile a quello che alcuni autori hanno chiamato la condizione di alienazione genitoriale, cioè quando un figlio, per sottrarsi all'invischiamento nel conflitto, si schiera con un genitore contro l'altro. Da molti anni, adesso ne approfitto per ricordarlo, è in avvio la 10ª edizione del Master in Mediazione Familiare e di Comunità. La mediazione è un altro tipo di intervento accanto alla consulenza tecnica, ma già in passato abbiamo realizzato master per le consulenze tecniche. In questo caso è proprio in partenza, come altre attività per esempio, questa attività formativa per la mediazione familiare, in un modo molto specialistico, dove qualche volta appunto può essere uno strumento d'aiuto anche per queste situazioni molto difficili. Particolare attenzione al rapporto genitori-figli, ma soprattutto alla reazione dei bambini di fronte ad un divorzio. Obiettivo del seminario, quello di offrire linee guida sulle pratiche clinico-sociali più diffuse. La prima nostra riflessione è capire da dove arrivavano, quali erano le invianti di questi bambini o di questi anche oramai adolescenti. Abbiamo gruppi da 6-12 anni o gruppi da 13-17 anni e vengono a questi 4 incontri in cui parlano tra loro e comunica poi con una lettera ai genitori, e sempre più bambini inviati anche da una rete dei servizi. La seconda riflessione che abbiamo potuto fare con l'osservatorio è di mettere in circolazione degli strumenti di valutazione che potessero dirci che cosa erano i movimenti all'interno del bambino e della famiglia separata all'inizio e soprattutto cosa cambiava dopo la partecipazione del bambino ai gruppi. A supporto dei temi affrontati durante l'incontro sono stati pubblicati diversi libri, dedicati non solo ai genitori ma anche ai bambini stessi, per aiutarli ad affrontare l'ostacolo che costituisce il divorzio. Credo davvero sia importante considerare e constatare che in una separazione dove i genitori riescono a trovare accordo, cioè la consensuale, il figlio si sente rassicurato, si sente protetto, sente che qualcosa sta cambiando, quindi c'è il disagio, ma di fatto ciò che lo tiene sicuro può continuare ad esistere.